Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Una Torino che mai più di quest'anno potrebbe fare incetta di festeggiamenti, una metà che ha già alzato le braccia al cielo, un'altra in attesa di poter dire sì all'A dopo 3 anni di assenza e giocarsi quindi il suo derby numero 185. Una buona serata dallo Stadio Olimpico di Torino, dove sta per andare in scena il recupero della 35esima giornata del campionato Serie B-Win tra Torino e Sassuolo, un big match tra la seconda e la terza forza del campionato, con i Granata che vincendo questa sera sarebbero quasi certi del ritorno in Serie A. Al Sassuolo di Pea invece la comoda poltrona dei playoff sembra la migliore prospettiva. Novità dell'ultimo dentro D'Ambrosio a sostituire l'infortunato di Cesare, dirottamento a centrale di difesa per Darmiani. Il primo guizzo è del Sassuolo al 10° minuto con l'ex Reggino Missiroli, il suo sinistro non fa paura e si spegne sul fondo. Al 13° la gran giocata di Rolando Bianchi, il sostegno senza palla di Meggiorini libera il giocatore, non c'è precisione ma è un Torino intraprendente senza dubbio. Sornione invece il Sassuolo. Dura solo una ventina di minuti la gara di Capitan Bianchi, che finisce troppo prematuramente, per lui probabile contrattura, niente di grave. Antenucci al suo posto. Al 23° minuto però Vives con Pomini battuto fa qualcosa di straordinario, la Veronica, il destro, la botta e il palo. Per il napoletano ottima coordinazione alla ricerca del terzo gol mancato. Al 31° minuto però il Torino, sugli sviluppi di un corner, trova il gol con D'Ambrosio che vince il duello fisico con Piccioni. Non doveva nemmeno giocare e invece firma il gol dell'1-0, il suo terzo gol, straordinario colpo di testa. Dopo Regina e Nocerina arriva anche il Sassuolo. È festa sugli spalti, ma al 35° la mischia davanti a Benussi fa scatenare le proteste per un presunto fallo di mano, ma sull'azione successiva Longhi sbuca, palla che taglia la difesa, grande chance per il Sassuolo. Quasi al termine, al 38° Ogbonna rischia di combinare un pasticcio in agguato Sansone, ma nulla da fare, finisce col vantaggio del Torino. Il primo tempo tutto di marca Granata. Il signor Pinzani dà il via al secondo tempo con il Torino che ha in mano il suo match point. Passano solo 7 minuti e Parisi calcia una punizione, il sinistro potente e preciso, respinto prima da Pomini, palla che però torna in mezzo all'area, il rimpallo favorisce Bascia che di potenza calcia 2-0, l'Olimpico esplode di gioia. Secondo gol per lui dopo il gol al Pescara proprio qui all'Olimpico, per questo mediano di origine albanese ma di passaporto svizzero. Il break del Sassuolo al 61° Batti e ribatti in aria sugli sviluppi di una punizione. Meggiorini però pulisce la sua area spazzando via il pallone. Al 64° minuto Missiroli ha il pallone da schiacciare facile, Benussi a negare. Il Torino abbassa il ritmo e al 67° l'autore del secondo gol Bascia mette le braccia al collo di Valeria. Munizione calcio di rigore per il Sassuolo. Se la sente di indicare il dischetto il direttore di gara. Il quarto rigore subito dal Torino, ma Sansone fallisce dal dischetto clamorosamente. Una serata no per gli uomini di Pea. Il secondo rigore sbagliato dopo quello contro il Padova, occasione enorme sprecata. Il Torino però ha l'occasione per chiudere il match e la sfrutta nel migliore dei modi. Meggiorini all'81° raccoglie l'invito dalla sinistra di Vives, una prateria per lui che trova l'angolo più lontano. Quarto gol per Meggiorini, il terzo nelle ultime 3 partite giocato da titolare. E gol che di fatto mette i sigilli al match, interpretato come una sinfonia senza sbavature. Finisce con un 3-0 maiuscolo il match del Torino, che torna di nuovo al comando in virtù della gara dell'Adriatico, perché il Livorno ha ribadito il 2-0 esterno contro il Pescara. Al Torino mancano ora solo 2 punti alla certezza aritmetica da totalizzare nelle ultime 2 contro Modena e Albino Leffe. Solo a quell'ora la Serie A sarà in tasca.